Amici del futsal, buonasera e benvenuti al Neolù di Lunetta. Stasera per il match di Serie A che vedrà schierati in campo Caos Mantova contro Todis Lido di Ostia. Due squadre con voglia di riscatto. Caos Mantova, reduce da una sconfitta nell'ultimo turno contro il Real Rieti, cercherà di nuovo la vittoria contro un Lido di Ostia in un periodo non ottimale dopo aver perso le ultime due partite apparentemente abbordabili contro Pescara e Genova. Adesso andiamo a vedere le distinte. Caos Mantova che partendo dai portieri con Fontaniello e Prado, poi Bueno, Cabessa, Di Guida, Dimash, Gabriel, Iucca, Leleco, Mateus, Micheletto, Parrell e Salas. Todis Lido di Ostia invece Cerulli, Galassi, Di Ponto tra i pali, Esposito, Gattarelli, Sheker, Adamo, Giampaolo, Cutrupi, Motta, Rengifo, Rocia, Muscio, Marciò, Barra e Lutta, che è un ex di questa squadra. Cioè è un ex del Mantova dell'anno scorso che è arrivato alla fine in Serie A. Ricordiamo che Lutta, numero 22, è un ex e ricordi non sarà invece presente stasera per l'ultima giornata di squalifica, sarà presente nella prossima partita. Mantova che parte con Iucca, Parrell, Di Guida e Bueno. Veramente tutto pronto. Mantova che in seguito alla partita contro il Real Rieti si trova al 7° posto, mentre il Todis Lido di Ostia è il 12°. Gli ultimi controlli, gli ultimi check da parte degli arbitri e si parte. Subito Todis in possesso palla con Motta, Sheker che gira verso il portiere e lancia palla lunga, palla in possesso di Prado che gira subito per Parrell che cerca di avanzare un po', Di Guida, Bueno, autore di un gol pazzesco nell'ultima giornata, Iucca, Parrell che gira bene per Di Guida, forse un po' caricato, invece rimessa laterale per il Caos Mantova. Di Guida all'indietro per Iucca che qui sbaglia il passaggio di impostazione, Motta che riparte ma Iucca bene in scivolata a coprire, quindi rimessa per il Todis, ma pallone forse troppo sgonfio, viene cambiato. Pronto Motta alla battuta per Rengifo, ribattuto, quindi ancora rimessa. Ancora per Rengifo che gira bene per Sheker, ora Motta all'indietro, ancora Rengifo, gira per Cutrupi, Motta all'interno dell'area, qui pressato, sbaglia il passaggio e quindi può ripartire il Caos Mantova. Iucca alla battuta per Parrell che scavalca bene l'avversario, ancora riesce a guadagnare un calcio d'angolo. Buona questa azione personale del numero 13 biancorosso. Ora all'indietro per Di Guida, poi Bueno, manca il tapin vincente. Buona comunque questa iniziativa del Mantova. Ora può ripartire il Todis con Cutrupi che gira per Motta.
Palla lunga per l'ex Lutta che non riesce a tenere il pallone in campo. E quindi rimessa. Va Parrell. Iucca gira per Di Guida. Ancora Parrell. Tenta il dribbling, poi un passaggio un po' troppo lungo per Di Guida. Cenno d'intesa tra i due. Pronto Motta per ripartire il gioco. Lutta, Motta. È finta il cambio di gioco. Gira ancora per Di Ponto che lancia lungo per Lutta. Prado sicuro. E gira subito per Iucca che guadagna un po' di campo. Gira per Di Guida. Bueno sul lato. Bueno tenta un gol impossibile, forse un tiro cross. Qui Di Guida chiede una deviazione ma non la ottiene e quindi rinvio. Motta, Lutta, Rengifo cerca Cutrupi, marcato da Iucca. Ancora Motta e cerca Lutta. Qui dribbla bene Di Guida, poi cerca un passaggio in mezzo, ma Bueno può ripartire. Attenzione al tiro con la punta, ci prova Mantova che inizia a creare. Ed ora calcio d'angolo. Andrà Parrell alla battuta. Di Guida si muove in mezzo, invece la palla è per Iucca che sbaglia il controllo. Attenzione, può ripartire bene Motta. Al tiro, Prado risponde presente. Prima vera palla gol per il Todis. E palla in rimessa laterale. Va Lutta all'indietro per Rengifo. Cutrupi, controllo un po' difficile, gira ancora. Ora Motta, affrontato da Iucca. Tenta il tiro, una sassata. Prado non si fida e quindi concede una rimessa laterale. Cutrupi alla battuta, Rengifo, gira ancora per Lutta. Ancora Rengifo, cerca Motta. Iucca aggressivo. Lutta che si gira bene, attenzione davanti al portiere, Lutta e poi cerca gol impossibile. Ma c'è carica sul portiere. Un Prado dolorante. No, è calcio d'angolo. Non c'era carica sul portiere, ma semplice calcio d'angolo. Quindi Lutta la mette in mezzo, Iucca bene. Ora Cutrupi al tiro, al volo. Splendida la botta da fuori di Cutrupi, ma altrettanto bella la risposta di Prado, che deve concedere ancora un calcio d'angolo. Andrà ancora Lutta alla battuta. La palla è per Lutta, Parrell spazza via. Palla per Di Ponto che rilancia lunghissimo per Lutta che cerca il controllo. Molto difficile. E deve concedere la rimessa al Mantova. Dimash appena entrato. Salas che gira per Iucca. Ancora Dimash. Ora Iucca che guadagna un po' di terreno. Dimash gira ancora per Salas. Parrell si allarga sulla fascia. Salas si gira e cerca ancora Iucca. Fan fatica a trovare spazi biancorossi. Lido di Ostia bravo nel chiudere gli spazi. Ora andrà Salas alla battuta. All'indietro per Iucca. Parrell
che cerca Dimash. Palla girata ancora per Salas, che qui aveva fatto un buon controllo, ma il campo purtroppo era finito e quindi sarà rimessa per il Todis. Motta, circondato all'indietro. Ancora il Todis, qui un lancio in parte di Barra che non va a buon fine. Ora Leleco, Parrell che cerca il dribbling alla coperta. Ora Rocha che difende bene e gira per Di Ponto. Al rilancio, la palla ancora all'indietro. Ora Motta che porta un po' a spasso il pallone, la gira, ancora Barra. Ora cerca di partire il Todis, attenzione a Barra, bravo Parrell qui, però Rocha alimenta l'azione, quindi Shaker ancora. Ora il tiro di Motta, Prado sicuro, poi Salas può ripartire, ancora per Leleco, Parrell che gira subito per Salas, che ottiene questa punizione preziosa per il Mantova. Andrà la battuta Dimash. Nel frattempo entra anche Mateus al posto di Parrell. Dimash cerca Mateus che gira ancora per Leleco, ancora Mateus. Salas che qui non si intende benissimo con Mateus, che era dato incontro. Ancora adesso il Todis con Shaker, qui cerca Esposito di girare il pallone ma non trova nessuno, quindi il Mantova riparte con Mateus che gira per Leleco. Ora Dimash, Salas che gira per Leleco, pressato ma ne esce bene. Ora ancora Salas, affrontato ancora Salas, se ne va, la mette in mezzo e Dimash non riesce per pochissimo a portare in vantaggio il Caos Mantova. Nel frattempo Barra riparte per il Todis ma costretto a rallentare. Ora Esposito che gira ancora Esposito, la palla è lunga per Barra, ma Leleco bravo mettersi davanti e coprire con il corpo. Ora Mateus, Leleco, capitano, Salas, Dimash che gira bene, lo scambio con Leleco, Dimash se ne può andare, Dimash la mette in mezzo, Mateus! E c'è il gol del Caos Mantova, qui protestano i giocatori. No, annullato, il gol è stato annullato. Qui per probabilmente carica sul portiere di Mateus che si è buttato all'interno della porta, intervento giudicato irregolare per l'arbitro e quindi si rimane sullo 0-0. Comunque è da sottolineare la buonissima azione Dimash Leleco, buonissimo scambio che poi ha portato al cross e al gol, successivamente non convalidato. Ora Salas, Mateus, Salas, ancora Leleco, gira per Dimash, un po' difficile il controllo ma ce la fa. Ora Leleco che gira per Salas, palla impossibile e quindi rimessa e concessa al Todis. Andrà Esposito, Shaker per Kutrupi, ancora Shaker, ancora Kutrupi. Ora lo scambio, attenzione per liberare Kutrupi che se ne stava andando
verso la porta di Prado. Bravo qui Salas a intercettare. Riparte Shaker ora. Ancora il Todis in possesso palla con Cutrupi che gira ancora. Ora Gattarelli. Gattarelli che aspetta il movimento e alla fine Cutrupi deve concedere la rimessa per il Mantova. Salas che porta un po' a spasso il pallone. Leleco, Mateus, Cabeza, Leleco, Mateus che non trova spazi, serve Salas. Leleco, ancora Cabeza, Mateus che ha cercato una palla intelligente ma complicata. Qui tocco di mano e quindi punizione per il Mantova. Andrà Cabeza la battuta, anche Parrell però sul punto. Parrell si sposta, va Cabeza alla battuta di Ponto e poi Cutrupi che riparte, cerca Rengifo che la mette, ma Prado copre bene e concede un calcio d'angolo per il Todis, che cerca adesso di farsi rivedere dalle parti di Prado. Andrà Cutrupi per Rengifo alla battuta, palla che viene osservata mentre va fuori nel numero 98 biancorosso. Ora Mateus, Parrell che cerca il movimento di Mateus che si libera bene. Mateus qui trattenuto e infatti fallo è fuori area, sarà punizione. Qui la trattenuta è stata evidente, Mateus è riuscito con un controllo a liberarsi benissimo di tre avversari, poi davanti alla porta c'è stato il fallo. Ora Cabeza sul punto di battuta. Cerca del primo gol in campionato. Cabeza cerca Mateus di Ponto che aveva capito le intenzioni del numero 88. Ora lancio lungo per Cutrupi, bravo Prado. Ora Mateus che cerca di rilanciare. L'arbitro fischia per un fallo. Una semplice rimessa laterale. Andrà Rengifo, Gattarelli, Cutrupi cerca di liberarsi di Parrell. Rengifo, ancora Cutrupi che gira, la palla per Gattarelli, bellissima, liberato davanti al portiere, ma Cabeza ritorna e quindi concede rimessa. Ora Gattarelli alla battuta, Motta cerca di liberarsi per il tiro, Rengifo ancora, ma bravissimo Mateus. E ora Parrell che può ripartire, la palla è per Leleco, ancora che cerca il tiro. Qui Gattarelli che si immola per evitare che Leleco arrivi al tiro. Va a sbattere contro la ringhiera. Ora Cabeza, no, Parrell, scusate, sul punto di battuta. Mateus, Cabeza che cerca di liberarsi, ancora tiro bloccato e quindi può ripartire con Motta, ma Cabeza intercetta bene. Ora Rengifo ancora che cerca Motta. Gattarelli che lascia per Rengifo, cerca di partire Cutrupi, ma attenzione, ora Leleco, Mateus
Ora Leleco che cerca il numero. Gattarelli chiede una trattenuta, ma per l'arbitro è semplice rimessa per il Caos Mantova. Leleco, Parrell, Micheletto. Parrell che cerca Cabeza. Leleco cerca spazio, Leleco se ne va, bene, il tiro, niente, ora Cabeza ancora che cerca di liberarsi, niente, ora Cutruppi che rilancia, spazza via. Nel frattempo entra Gabriel per il Caos Mantova. Ora Parrell, Micheletto, Gabriel. Ancora Micheletto che cerca Cabeza, affrontato da Rengifo. Parrell che aspetta un movimento, serve Micheletto. Gabriel che gira ancora, ora Cabeza cerca lo spazio per il tiro. Cabeza si era liberato bene, poi ha strozzato un po' troppo il tiro che finisce fuori. La battuta di Di Ponto, Gabriel di testa sicuro. Ora Gattarelli all'indietro per Rengifo. Motta che cerca la rimessa e la ottiene. È stato un tocco per l'arbitro da parte di Parrell. Andrà al numero 11. Ora Rengifo che cerca ancora Motta, poi in difficoltà, si libera bene di Parrell e poi rilancia, palla inarrivabile per Barra. Micheletto, Bueno, Gabriel che non vede partire Parrell, quindi serve ancora Micheletto. Parrell, Gabriel, Bueno, Mantova che fa circolare molto il pallone, qui cercato l'imbucata Bueno per Parrell, palla forse leggermente lunga, comunque buona l'idea. Ancora nessun gol dopo circa 11 minuti di gioco. Ora Rengifo che cerca col tacco, ma non ce la fa. Quindi la rimessa per il Caos Mantova. Ora andrà Bueno. Parrell si porta in mezzo, servito Gabriel dietro, cerca ancora Micheletto. Gabriel che sbaglia, passaggio per Bueno e quindi ripartirà il Todis. Motta, ancora Schecker, Motta che rilancia, palla fuori, ancora rimessa per il Mantova. Andrà Micheletto la battuta, lascia per Gabriel che si libera bene, la palla era già uscita, quindi palla ancora per il Todis. Esposito, Schecker, Motta, cerca Barra di passare, qui Gabriel commette fallo, fair play tra i due e calcio di punizione. Schecker, Motta, girano ancora il pallone, tunnel a Parrell, ma niente da fare. Gabriel che aspetta il movimento di qualcuno. Bueno, ancora Gabriel, Micheletto che cerca Bueno, ora ancora Gabriel, ora Bueno recupera un pallone, cerca ancora Micheletto. Parrell sulla fascia, affrontato da Barra, la palla in mezzo per Gabriel che lascia col tacco, qui eccesso di altruismo per il numero 97 biancorosso, che invece di tirare in porta ha deciso per il passaggio. Una leziosità qui
e quindi si rimane ancora sullo 0-0. Partita iniziata un po' in modo turbolento, ora si sta un po' addormentando. Parrell però cerca Bueno adesso per Gabriel, ancora Bueno all'indietro per Parrell, Parrell che si libera, Parrell ancora cerca Micheletto ma la palla è troppo lunga e quindi ancora rimessa per il Todis. Ancora attenzione adesso Gabriel, recupera il pallone Gabriel, cerca una deviazione ma per l'arbitro non c'è niente e quindi ancora rinvio. Motta, Esposito, Motta al lancio, ancora per Rocha che si libera, Rocha lascia per Sheker, mette in mezzo Gabriel, calcio d'angolo. Ora Sheker la mette per Esposito, la palla rimane lì, recuperata da Parrell che cerca di liberarsi ma sbaglia il tocco, quindi Rocha ancora all'indietro per Motta che finta il tiro, poi tira ma Prado sicuro, palla smorzata da Bueno. Ora Gabriel, Parrell cerca ancora il dribbling, ora Micheletto al tiro, Di Ponto risponde presente e quindi si rimane ancora sullo 0-0. 7 minuti e 18 al termine. Tra Micheletto alla battuta, Iucca, Parrell cerca Micheletto ancora, qui bravo Esposito che aveva capito tutto. Mantova che cerca l'episodio. Parrell, Iucca, ancora Parrell, gira per Dimash, Micheletto, Parrell ancora, cerca di liberarsi ma bravo qui Motta. Micheletto costretto a tornare indietro da Prado che rilancia per Dimash, cerca lo stacco, difficile. Ora Motta per Sheker che gira ancora per Motta, palla è per Rocha, controllato da Micheletto ma si libera bene, Rocha al tiro e qui Prado fa una parata pazzesca, palla nell'angolino, bravissimo Prado qui che ci mette la mano e quindi calcio d'angolo per il Todis Lido di Ostia. Andrà Sheker, Rengifo, Rocha che gira per Gattarelli, ancora Rocha, ora Rengifo, Sheker, Rengifo si inserisce, poi torna indietro e riceve il pallone. Gattarelli che cerca lo spiovente per Rocha, prende il pallone, poi aspetta l'inserimento di Gattarelli che qui sbaglia. Comunque buona azione del Todis, ha mandato a liberare Gattarelli sulla fascia che poi non riesce nel tap-in. Qui palla rischiosissima di Iucca e ancora più rischiosa questa palla di Guida. Salas riesce a recuperare bene. Ora Di Guida che gira per Iucca a cercare Dimash, a Rengifo in anticipo, rimessa laterale per il Mantova che adesso sembra un po' in difficoltà. Salas, Iucca, Dimash, aspetta l'inserimento di Guida, poi serve ancora Iucca. Salas che se ne va, Salas al tiro, palla fuori. Squadre che non riescono a trovare la via del gol a 5 minuti e 30 dal termine. Attenzione però qui Salas che recupera il pallone e poi va a prendersi questo fallo da parte del numero 22 Lutta.
Andrà di guida col numero 14 alla battuta. All'indietro per Jukka. Salas. Dimash. Ancora di guida. Salas. Ora Jukka. Ancora Salas che porta avanti il pallone. Dimash si gira bene, però Rengifo con il corpo non lo fa girare. Ora di guida Dimash. Ancora Dimash. Jukka che cerca di partire, fermato da Rocha, e quindi riparte ancora il Caos Mantova con Salas di guida. Attenzione, Salas che tiene in campo il pallone, bravo Gattarelli a recuperare, ma Jukka, attenzione, ancora Jukka che cerca la palla e guadagna rimessa laterale. Ha cercato una palla in mezzo per Salas, guadagna una rimessa. All'indietro per Dimash. Di guida Jukka si gira bene, poi però perde il pallone, bravo qui a recuperarlo. Ora Dimash che si gira bene, Dimash al tiro, bravo qui Lutta in scivolata a bloccare per l'ennesima volta l'avanzata biancorossa. Quindi rimessa laterale, ancora Jukka di guida, già spica un po' sul pallone. Ora Jukka ancora che sbaglia questo pallone, già il secondo che gioca forse con un po' di leggerezza. Ora però di guida che cerca di partire, la Lutta lo ferma e quindi ancora rimessa per il Mantova. Di guida Jukka che cerca Dimash. Rengifo che per ora è stato insorpassabile. Ora Rocha che gira per Rengifo. Ancora Rocha. Ancora lo scambio tra Rocha e Rengifo che manda Rengifo in porta, si libera bene, ma di guida copre il pallone e concede un calcio d'angolo. Sarà battuto da Lutta. La palla è all'indietro per Rocha e qui calcia malissimo, colpisce male il pallone e quindi concede una rimessa al Mantova. Rientra Parrell, rientra anche Leleco, subito toccano il primo pallone. Ora Salas che sbaglia questo passaggio, ora Motta al tiro, palla fuori. Mantova forse gioca con un po' di leggerezza, alcuni passaggi vengono sbagliati. Ora Dimash cerca di partire ma sbaglia. Kutrupi, ancora lui, doppio passo, Kutrupi ancora, per l'arbitro non c'è niente. Ora Matteus ancora, qui forse si è intestardito nel dribbling, quindi riparte il Todis con Rengifo. Motta che cerca di andarsene su Matteus che copre benissimo il pallone e fa ripartire Parrell. Attenzione, Parrell davanti alla porta, Parrell all'indietro ancora, Parrell cerca il dribbling e poi il tiro, ma c'è la parata di Ponto ancora una volta. Qui Parrell che inizialmente forse aveva sbagliato il controllo, ma poi si è liberato alla grande risposta di Ponto. Ora calcio d'angolo ancora di Dimash, palla rilanciata troppo lunga per Kutrupi e quindi ancora Mantova che può restare in attacco. Ora Leleco, Parrell, Leleco, Matteus, Parrell. Ora Dimash sulla fascia, Dimash si accentra, cerca Matteus ancora per lo scambio, Dimash all'indietro per Parrell. Manovra complicatissima per il Mantova, che stava anche per riuscire, ma qui il Todis aveva capito tutto, quindi deve concedere un'altra rimessa. 2 minuti e 27 al termine, ancora 0-0.
Mateus, Leleko, ora Dimash, ancora contro Rengifo, Parrell, Leleko, cerca ancora Dimash, lo scavetto in mezzo, palla forse un po' difficile per Parrell, quindi ripartirà Di Ponto per il Todis, batte corto per Sheker, Rengifo, Kutrupi che alza per Rengifo, Motta, attenzione, rischia qui, la palla è per Parrell, Parrell e Rengifo si immola e poi cade a terra, ma fa un salvataggio incredibile. Qui Parrell a botta sicura a cercare il gol, ma Rengifo ancora una volta si mette davanti dopo un errore da parte di Motta, concede un calcio d'angolo, ma questo salvataggio è veramente quasi come un gol. Pilastro difensivo, il numero 13 del Todis, stretto a uscire. Ora andrà la battuta Mateus, cerca Leleko, palla un po' all'indietro, costretto a ritornare da Prado. Mateus, Parrell, Leleko, Cabeza, Cabeza ancora per Leleko che lascia lì per Cabeza che se ne va, poi il tiro difficile. Ora Di Ponto, ancora per Rocha che cerca di girarsi su Mateus che copre bene, costringe il Todis a ricominciare da Sheker. Ora l'arbitro fischia un fallo a favore del Todis. Si ripartirà con un calcio di punizione. Andrà la battuta Sheker, Kutrupi, ancora Motta, Sheker che cerca Rocha, qui gamba tesa secondo l'arbitro. E quindi si ripartirà ancora con un calcio di punizione. Andrà Motta che cerca ancora Rocha, ma Leleko non si fa sorprendere. Quindi rimessa laterale. Ora Sheker, la palla in mezzo di Rocha per Motta, ma Mateus capisce tutto. Ancora rimessa laterale. Sheker, Rocha lascia lì per Sheker, qui Motta sbaglia il controllo e quindi può ripartire il Mantova con Parrell. Ancora Parrell che cerca Cabeza, Cabeza che lascia per Mateus che non riesce a calciare bene, e quindi Kutrupi, la palla è per Rocha, affrontato da Parrell che vuole la rimessa e la ottiene. Lo stesso Parrell alla battuta. Leleko, Mateus, Parrell che sbaglia il dribbling, attenzione, ora Rocha può ripartire, lascia per Motta, palla lunghissima e qui Motta si arrabbia perché Rocha poteva gestire meglio questo contropiede. Ha dato una palla veramente lunga. Ora Sheker che riparte ma Cabeza recupera, Mateus che cerca Parrell,
ancora, ma ancora una volta Motta con il tackle e può ripartire, ma Matteus con il fisico, per l'arbitro non c'è fallo, quindi semplice rimessa per il Todis. Chiamato time out. Per adesso un primo tempo abbastanza complicato per entrambe le due squadre. Le occasioni ci sono state, ma le difese hanno funzionato bene per ora. 17 secondi al termine. Tanto il Chaos Mantova è già rientrato in campo. Ok, ora si riparte. 17 secondi al termine. Andrà Motta alla battuta. All'indietro per Shecker, Motta che cerca di liberarsi, attenzione, può ripartire Matteus che cerca Cabeza, palla anche questa volta lunga che il numero 88 biancorosso non riesce a raggiungere. Nel frattempo sono rimasti su Parrell e Cabeza, qui sbaglia Leleco ma il tempo è finito, quindi finisce qui la prima parte di gioco 0-0. Non siamo abituati a vedere questi tipi di primi tempi, speriamo che il secondo tempo sia migliore. Super spot. Ben ritrovati al Neolù di Lunetta, squadre in campo. Vedremo se seguiranno la falsa riga del primo tempo, cioè un primo tempo abbastanza povero di emozioni, o se ci sarà qualche sorpresa. Tanto il Chaos Mantova già in campo. Ricordiamo che il risultato è di 0-0. Il Mantova è stato giustamente annullato un gol a Matteus. Quindi il risultato è ancora di parità. Tutto pronto. E si riparte. Subito Matteus al tiro. Questo forse era uno schema. Ora subito al rilancio di Ponto per Rocha. Iucca all'indietro. Intelligente per Prado. Ora Matteus. Salas che porta a spasso il pallone. Salas, Iucca che ancora un passaggio leggero, con leggerezza da parte del numero 6 biancorosso, che però guadagna una rimessa. Iucca, Bueno, Salas, Matteus, Iucca, serve Matteus che gira ancora per Salas. Mantova che parte con un buon possesso palla. Ora Bueno, Salas, ancora lo scambio con Bueno, un po' troppo lungo e quindi rimessa per il Todis. Palla di Ponto per Motta che cerca Rocha, ma la palla era già uscita. Tanto piccolo time out per Bueno che si deve allacciare le scarpe. Si può ripartire. Iucca, Salas,
Ancora dall'altra parte per Jukka. Salas. Ancora Salas. Cerca Matteus. Jukka. Bueno. Che tenta l'1 contro 1 e poi gira ancora per Salas. Che gira ancora per Bueno. Mantova costretto a indietreggiare. La rimessa è comunque per il Caos Mantova. Ora Salas fa partire l'azione. Matteus. Bueno ancora lascia lì per Salas, che liscia il pallone e manda la palla sul fondo del campo. Ora la palla è per ancora Rocha, che non riesce a controllare bene. E quindi rimessa per i virgiliani. Andrà Salas. Matteus, che cerca Jukka. Bueno. Salas. Matteus. Buono lo scambio tra i due. Ora Bueno. Ancora all'indietro. Ora Salas. Ancora all'indietro per il numero 16. Ora Jukka. Bueno. Cerca Salas. Qui forse un blocco su Jukka. Non c'è niente per l'arbitro. Quindi il Mantova prosegue con il possesso palla. Salas. Salas inciampa sul pallone, concede la rimessa al Todis. E qui Salas va a prendersi anche un giallo, perché disturbato secondo l'arbitro l'azione di rimessa. Lui dice che ha alzato il piede, ma l'arbitro non è di questo avviso. E quindi primo giallo della gara per il numero 15 biancorosso. Andranno alla punizione. La palla è per Gattarelli. Palla ribattuta ancora e quindi calcio d'angolo. Attenzione alla battuta in mezzo e alla deviazione di Jukka. Ancora calcio d'angolo. Andrà il numero 3 Esposito, che la scodella per Gattarelli da fuori. Tentano spesso queste soluzioni i giocatori del Todis. I giocatori del Mantova rimangono ad addensare l'area di rigore e lasciano sempre libera questa soluzione. Nel frattempo sbagliano ancora nel possesso i giocatori di Milella, ma sbagliano anche a loro volta, sbaglia a sua volta Esposito, e quindi concede ancora la rimessa per il Mantova. Salas che cerca di partire, fermato bene da Gattarelli. Ora Matteus. Jukka. Bueno costretto ad indietreggiare. Jukka. Matteus che cerca la palla per Salas, che secondo l'arbitro commette fallo. Qui con l'esperienza Gattarelli si mette col corpo e fa commettere fallo a Salas. Nel frattempo entra Rengifo, che nel primo tempo è stato autore di un salvataggio incredibile davanti al portiere. Qui Di Ponto sbaglia il rilancio e quindi ancora rimessa per il Caos Mantova. Andrà Parrell. Ora Matteus che spara alto. Può ripartire ancora il Todis con Gattarelli. All'indietro per Rengifo. Sheker, il lancio lungo per Barra. Compagna fuori Prado. Ora Parrell per Micheletto. Ora Dimash che cerca Micheletto. Ancora lo scambio con Dimash che finta il tiro.
se la aggiusta, poi serve Jukka e si sposta ancora dalle parti di Dimash che cerca la palla per Parrell, anticipato da Gattarelli, e ancora rimessa biancorossa. Parrell, Jukka, Dimash, ancora per Jukka, ora Micheletto e se ne va sulla fascia, il tiro di Ponto e poi rilancia via Sheker. Di Prado va a recuperare il pallone, palla per Dimash, ora Mantova che cerca di attaccare, Dimash si libera, Dimash ancora, la palla per Parrell, Dimash cerca un numero difficilissimo ma qui reattivi giocatori del Todis, ma comunque Mantova che guadagna una rimessa. Micheletto, Jukka, Dimash che se ne va sulla fascia, trattenuto da Rengifo e calcio di punizione per il Mantova, giallo per il numero 13 del Todis. Andrà Parrell alla battuta. L'arbitro conta i passi. C'è l'Eleco a supporto che parla intanto con Parrell, che va al tiro di Ponto, poi la palla per l'Eleco che gira per Micheletto che rischia tantissimo sul pressing di Motta, poi il lancio per l'Eleco troppo alto, troppo lungo e palla ancora per Di Ponto. Rimessa dal fondo, battuta, Gattarelli, Motta cerca di partire, cerca il lancio, la rimessa laterale, Motta, palla in mezzo per Barra, bella idea, la recupera ora Parrell, attenzione a Rengifo che si avvicina all'area, Motta, qui l'Eleco copre e concede una rimessa. Rengifo all'indietro per Motta che cerca la palla in mezzo ancora per Barra che si gira, va bene l'Eleco ancora una volta. Qui Mantova che chiedeva una rimessa che non ottiene. Quindi andrà la battuta Motta. (15 minuti e 26 al termine). Ora Rengifo, il tiro, Prado con la partecipazione di l'Eleco sventano la minaccia e ora Micheletto, l'Eleco, Dimash che aspetta il movimento di Parrell, poi serve l'Eleco al tiro, tira con la punta, palla che va alta di molto, quindi riparte ancora il Todis con Gattarelli che lancia lungo, qui non si sa bene cosa volesse fare. Può ripartire il Mantova con l'Eleco che mette in mezzo il tiro, poi Di Ponto non si capisce bene con i difensori e concede un calcio d'angolo. Parrell alla battuta, la palla è per Dimash che non tira, cerca Micheletto ancora, qui cerca il fallo, non lo ottiene e non ottiene nemmeno la rimessa. Andrà Gattarelli sul punto di battuta, Rengifo, Motta, palla lunga per Rengifo che cerca di andarsene su Dimash, palla coperta prima da Dimash e poi dall'Eleco che adesso riparte, dice a Micheletto di salire, ora Dimash sempre raddoppiato, palla in mezzo per l'Eleco, Micheletto che cerca lo spazio, invece serve ancora l'Eleco, la palla è per Parrell che non controlla, molti errori sui controlli e sui passaggi per entrambe le squadre, forse anche per questo che
sta maturando questo risultato. Bisogno di un episodio per sbloccare questa partita. Ora attenzione, Parrell che recupera il pallone, poi viene calciato. Per l'arbitro non c'è niente. Parrell aveva recuperato un pallone insidiosissimo sbagliato da Gattarelli, poi Rengifo è andato al rilancio ma probabilmente ha colpito involontariamente Parrell. La palla viene ridata ai giocatori del Todis, si può ricominciare. Ora Leleco di testa. Sheker, Motta, Rocha che cerca il tacco, ma bene Leleco che se non trova nessuno davanti sarà ancora rimessa per il Todis. Ora Di Ponto, Motta, palla è lunga per Rocha, bene ancora Leleco, però la palla è ancora per Rocha che cerca di andarsene, raddoppiato. Ora Cabeza, contrasta ancora il numero 14. Va Rengifo, Sheker, Motta, Rengifo, ancora Sheker che aspetta il movimento sulla corsa di Rengifo che invece voleva la palla sui piedi. Ora Dimash che serve Leleco che riesce a tenere il pallone. Cabeza, Dimash, Parrell che cerca di ubriacare Motta. Cabeza con il fisico, aspetta qualcuno, cerca Leleco che è già almeno la terza volta che arriva al tiro. Leleco che riesce sempre a liberarsi, potrebbe essere un buon aiuto per trovare il gol. Nel frattempo rimessa ancora per il Caos Mantova, andrà proprio il numero 5 biancorosso. Parrell, Dimash, Cabeza copre ancora bene. Cabeza se ne va, Cabeza il tiro, una bomba che va fuori di pochissimo. Il Cabeza si era riuscito benissimo a liberare con il fisico, c'è da dire che fisicamente per adesso ha trovato davvero pochi rivali in questo campionato, ma non è ancora riuscito a trovare la via del gol. Numero 88. Frattempo riparte Dimash, Parrell, Dimash, Leleco, Parrell di tacco, troppo lezioso forse qui. Ora Motta fa ripartire l'azione del Todis. Rocha che sbaglia, attenzione Dimash si libera, Dimash e sbaglia un gol, sbaglia una cosa non da lui qua, numero 77 brasiliano. E ora attenzione con Sheker che se ne va e per l'arbitro è fallo, è giallo per Parrell, quindi calcio di punizione per il Todis a 12 minuti e 21 secondi al termine. Andrà la battuta numero 11. L'arbitro va a contare i passi.
Attenzione a Motta che cerca in mezzo Rocha, che manca anche lui. La porta difesa da Prado. Ora Gabriel, Dimash che cerca ancora Cabeza, si gira Cabeza, cerca Dimash, ancora Parrell al tiro, palla fuori e ricerca di ripartire velocemente ora il Todis con Rocha, cerca l'elastico ancora su Gabriel che però non si fa sorpassare. Attenzione a Cabeza adesso, Cabeza che non serve Dimash, Milella si arrabbia tantissimo. Dimash era praticamente da solo davanti alla porta. Ora ancora Cabeza però, Cabeza si gira e la palla va ancora fuori di pochissimo. Qui una spinta netta parte di Rocha, quindi calcio di punizione per il Mantova. Riparte subito Parrell che cerca Dimash, Dimash ancora per Cabeza, Cabeza che cerca ancora Dimash, Gabriel, Parrell, Mantova che si riversa nella metacampo del Todis. Gabriel, Dimash, attenzione Gabriel che sbaglia questo pallone, ma Prado bravissimo su Motta. Attenzione ancora la palla in mezzo e ora può ripartire Parrell. Parrell ancora, Parrell se ne va ancora lui, Parrell, la palla è per Cabeza in mezzo. Bravissimo ancora, bravissima la difesa del Todis. Nel frattempo c'è Rocha con i crampi, l'arbitro costretto a fermare il gioco. Tutti i minuti concitati questi, occasioni da una parte e dall'altra, quando mancano 11 minuti al termine. Nel frattempo viene sostituito Gabriel, entra il numero 6 Iucca. Gabriel non molto contento. Ora Iucca che cerca Parrell, sbaglia questo passaggio e può far ripartire la manovra del Todis che gira per Sheker. Mantova che riesce a riposizionarsi, palla girata indietro per Motta che avanza, poi serve Kutrupi. Ora attenzione Sheker che sbaglia, forse Cabeza trattenuto dalla maglia, l'arbitro non c'è niente. Ora Iucca che sbaglia, attenzione il tiro e qui Sheker sbaglia un gol davanti a Prado tra le proteste dei biancorossi. Ora Cabeza, Iucca, Di Guida cerca Dimash in mezzo ancora che si gira, Dimash aspetta Iucca che riesce a tenere il pallone, la palla è per Di Guida in mezzo. Può ripartire adesso Kutrupi serve, o almeno cerca di servire numero 11 Motta, ma sbaglia il passaggio. Ora l'arbitro che va a redarguire i più infuocati della panchina del Caos Mantova, Salas e Milella, ancora per la trattenuta su Cabeza che fa vedere la maglia strappata. L'arbitro dice di proseguire. Ora Di Guida, Iucca, Di Guida, Dimash, Cabeza, qui Rengifo copre bene e può far ripartire Kutrupi. Ancora Rengifo per Iucca, poi Di Guida subito per Cabeza che non riesce a controllare. Quindi può ripartire ancora con Esposito, Kutrupi, ancora il Todis, la palla in mezzo per Kutrupi, quindi Guida non si era accorto dell'inserimento del numero 10, ora Cabeza che riparte, Cabeza in mezzo, invece di tentare il tiro qui forse è stato un po' troppo altruista Cabeza, cercato di servire Dimash che era effettivamente un po' troppo coperto. Ora andrà Di Guida, la palla ancora per Dimash, Di Guida, Cabeza, attenzione, niente, non ce la fa a liberarsi. Qui bravo Gattarelli che può far ripartire il contropiede del Todis, ma subisce fallo
subisce fallo da Dimash, che viene sostituito da Salas. Che Cabeza intanto prende il posto di Bueno e riparte intanto Todis con Esposito. Rengifo, ancora Gattarelli per Kutrupi. La palla non esce, quindi va al portiere biancorosso. Bueno, che sbaglia ancora questo pallone, tanti errori in fase di impostazione. Gattarelli, affrontato da Iucca, cerca lo spazio, bravissimo qui Bueno a recuperare il pallone. Adesso può involarsi verso la porta di Di Ponto, ma se la allunga troppo. Poi raddoppiato, non riesce ad andare in fondo, quindi Esposito che rischia tantissimo. Ora però Kutrupi, che serve bene Esposito, che se ne va. Bravissimo qui Prado a coprire la porta. E poi qui attenzione, un cartellino che è giallo per il fallo su Salas, che è stato bravissimo a coprire la palla. Poi Kutrupi con un po' di foga ha travolto sia lui che il portiere Prado. Mantova che riesce ancora una volta a salvarsi. Le occasioni comunque ci sono state da una parte e dall'altra, ma la palla sembra che stasera fatichi ad entrare. Sono comunque ancora 8 minuti e 40 secondi di gioco. Nel frattempo Prado ancora a terra. Si rialza ora. Botta abbastanza forte. Ora si può ripartire. Parte Salas, che serve di guida. Cerca il passaggio per Salas, intercettato. Rimessa laterale per il Caos Mantova. Iucca di guida, che serve Bueno, che cerca il numero e non ottiene nemmeno la rimessa. Quindi adesso riparte con Gattarelli il Todis. Rischiano tantissimo con questi passaggi in verticale. Infatti il Mantova recupera il pallone. Iucca, Salas, Iucca, Bueno controlla male, ma poi riesce a recuperare il pallone e quindi di guida. Ancora Iucca, Salas cerca di partire, poi commette fallo su Gattarelli. Quindi ora Rengifo, affrontato da Di Guida. All'indietro ancora Rocha, Rengifo, ancora Gattarelli, Rengifo, Rocha che cerca il tiro, ma ora viene chiamato il time out. Primo tempo, secondo tempo che sta seguendo la falsariga del primo. Vedremo se in questi prossimi 7 minuti e 45 sarà un episodio che può cambiare le sorti di questo incontro. Quindi entrambi gli allenatori hanno molto da dire ai propri giocatori. Si riparte.
Palla giocata da Juka per Mateus. Serve ancora il numero 6, Salas. Juka che serve Bueno. Mateus. Salas si allunga di molto il pallone. Poi riesce bene a dribblare Gattarelli. Ora Mateus che cerca la palla per Bueno, intelligentissima. Non ci arriva di poco il numero 11. Ora Rocha all'indietro per Esposito. Gattarelli. Ora Rocha che cerca di andarsene. E la rimessa è per il Todis. Andrà Gattarelli alla battuta. Rengifo. Esposito. Rocha, attenzione, la palla è per Esposito che non calcia subito e permette alla difesa del Mantova di recuperare. Qui Juka manda a sedere Rocha, poi Mateus. Salas che cerca subito lo scambio con Bueno. Ancora Bueno. Mateus. Salas. Salas che cerca di andarsene. Non riesce a calciare. Poi si fa anche male. Tempo cambi per il Todis. Rientra Motta al posto di Esposito. Salas viene sostituito da Parrell. Partirà il Todis. Motta. Rengifo, attenzione, palla pericolosa. Ora il Mantova recupera la palla, attenzione, Bueno, Mateus, triplicato subito dal Todis. Ora Mateus che lascia per Juka, Mateus ancora per Bueno che aspetta Parrell che decide di non calciare subito ma di spostarsela. La palla viene ribattuta. Ora entra Dimash a dare un po' di più di peso all'attacco. Attenzione a Mateus che sbaglia, che rischia molto su questo passaggio. Ora Dimash. Mateus. Parrell. Dimash. Rischia anche qui. Gattarelli non riesce a recuperare però. Juka quindi, ancora Dimash. Mateus scambia con Dimash, attenzione, Dimash prova a cercare Parrell ma ancora una volta palla viene mandata fuori. Calcio d'angolo. Quindi andrà Juka che va per Mateus che non riesce a coordinarsi. Quindi rimessa laterale perché la palla ha toccato il soffitto. Rengifo. Motta che cerca Rocha che aggancia bene ma poi Juka spedisce via. Ora Dimash recupera. Mateus cerca subito Parrell. Mateus la sblocca così con un 1-2 micidiale con Parrell e il Mantova che riesce a portarsi in vantaggio. Quindi 1-0 Caos Mantova. Ragazzi di Milella che riescono a sbloccare una partita difficilissima. Dicevamo che questo secondo tempo c'era bisogno dell'episodio. Questo è stato la palla persa dal Todis, recuperata prima da Dimash, poi scaricata su Mateus che con un 1-2 a liberarsi con Parrell ha poi spedito la palla in porta e quindi 1-0 Mantova quando mancano 5 minuti e 31 secondi al termine. Ora vedremo se ci sarà la reazione da parte del Todis.
Giocatori del Mantova già pronti a rientrare dal time out. Si riparte quindi con l'1-0 firmato da Matteus per il Caos Mantova. Ora Todis in possesso palla con Rocha, cerca lo scambio ancora con Motta, ma Leleco capisce tutto, palla indietro per Prado che cerca Parrell e non può arrivare. Ora Di Ponto al rinvio, Motta, la palla è lunga per Rengifo, bravissimo qui Matteus nel contrasto, prende solo il pallone. Quindi rimessa, ora Kutrupi, Sheker, Rocha, ancora Sheker, Motta, Rocha che cerca Sheker in mezzo, Prado controlla e palla fuori. Prado per Dimash che serve Matteus, ora Parrell. Poi in difficoltà qui Mantova che deve concedere una rimessa per il Todis. Attenzione al movimento di Motta, non visto. Ora Kutrupi, Rocha cerca di liberarsi su Leleco. Ancora Rocha che serve la palla un po' all'indietro per Kutrupi. Ancora lo scambio, attenzione al tiro di Motta, traversa, tiro pazzesco di Motta, non fortunato qui. Prado sembrava sulla traiettoria, ma non so se con quella velocità sarebbe riuscito a prenderla. Ora Leleco riesce a contrastare bene ancora una volta, numero 14 Rocca. Ora riparte con Shaker il Todis, Rocca, Motta, Kutrupi ancora, cerca di liberarsi, ma non riesce a guadagnare la rimessa. Quindi Parrell alla battuta. Qui c'è un controfallo, quindi la rimessa va al Todis. Sarà Motta a ripartire il gioco. Ora Rocha cerca in mezzo Kutrupi, alla che esce. A Prado, Leleco affrontato subito da Kutrupi. Ora a servire Dimash, cerca di tenere il pallone in campo. Matteus, Parrell, finta al lancio, poi cerca Leleco, intercetta la palla Kutrupi. Va Leleco alla battuta. Parrell cerca Dimash, ancora Parrell che forse Matteus qui non ci ha creduto. Parrell è riuscito a allungare il pallone, Matteus non ha proseguito la corsa, quindi può ripartire adesso il Todis con Rocha affrontato da Matteus. Ancora Motta, attenzione Motta che se ne va su Parrell, il tiro Prado e poi Kutrupi da 1 metro sbaglia il tap-in. Qui attenzione, c'è Prado a terra, preso una botta. Sembra pronto a ripartire. Nel frattempo entra Di Guida, sostituisce Matteus. Subito il pallone per lui, Iucca. Di Guida che lancia lungo per Dimash, qui trattenuta vistosa, l'arbitro lascia correre.
Ora Motta. Palla girata per Esposito, Parrell intercetta ma subito Shaker a ripiegare. E quindi palla ancora per Motta che cerca di andarsene su una fascia ma Di Guida attento. Rocha. Motta. Qui Dimash con l'arbitro, per l'arbitro con un fallo su Shaker e ancora una volta è time out. Ora Todis che inizia con il portiere volante questa azione. Ora Esposito, Lutta, Esposito, Motta, ancora Lutta che gira per Shaker, la palla in mezzo, attenzione, c'è il pareggio, di Motta. Qui Mantova forse un po' troppo statico su questa azione e Todis che ne approfitta, quindi 1-1. Ricordo che il Mantova è anche al quinto fallo, mentre il Todis è al terzo, quando mancano 2 minuti e 40 secondi al termine. Ora il Mantova che riparte con Dimash, qui trattenuto. Qui i giocatori del Mantova, la panchina chiede un cartellino a Rengifo che era già ammonito. Andrà la battuta Cabeza. A Cabeza che lascia per Parrell. Parrell al tiro, attenzione, c'è il gol! E c'è il gol! Però annullato per un tocco di mano. Ed è sesto fallo. Quindi tiro libero per il Todis. Quindi la situazione praticamente si capovolge qui con Mantova che era riuscito a trovare il gol, ma l'arbitro ha fermato il gioco per un fallo di mano di Cabeza. Questo ha causato il sesto fallo per la squadra di casa e quindi tiro libero per il Todis. Andrà proprio il numero 11 Motta. Motta contro Prado. E Prado c'è. Si rimane quindi sull'1-1. Ora Motta. Motta ancora che scodella per Esposito. Cercano l'azione in volo, non ce la fanno, quindi riparte il Mantova. Qui per l'arbitro non c'è niente, quindi si prosegue. Ora Leleco, partita che sembra essersi svegliata. Parrell che difende con il corpo, qui fallo di Rocha e time out. Ora il Todis si ritrova con un quinto fallo. E calcio di punizione per il Caos Mantova. Leleco e Parrell sul punto di battuta. Dimash si allarga. Cabeza in mezzo. Arbitro fischia. Va Leleco che lascia per Parrell ancora.
Parrella al tiro, Cabeza che praticamente copre il tiro, poi Prado che più che un tiro ha cercato di spazzare probabilmente. Ora ancora lancio lungo per Rocha, per l'arbitro non c'è niente, quindi Cabeza che serve Dimas, ancora Dimas, ma ancora una volta Motta, poi la palla va fuori e Parrell può ripartire, ancora Cabeza, Leleco, attenzione qui, sbaglia Dimas. 1 minuto e 37 al termine. Mantova in zona offensiva. Ora Dimas, Leleco che lascia lì per Dimas, attenzione, per l'arbitro non c'è niente. Tanto entra Jucca, posto di Parrell. Esposito alla battuta. Sheker, Motta che tira addosso a Dimas. Calcio di rinvio di Ponto che serve ancora a Motta. Rocha per Esposito che indietreggia, serve ancora Motta. Scambio tra i due. Esposito se ne va, attenzione, non è fuori e la ribalta così il Todis che passa in vantaggio. Qui Leleco se l'è lasciato scappare probabilmente, comunque bravo nel dribbling. Quindi ora Mantova con il portiere volante. E adesso situazione completamente ribaltata quando manca 1 minuto e 10 al termine. Ora Jucca, va Dimas, attenzione, cerca lo spazio Dimas, ribattuto ancora, qui chiedono un fallo di mano, ma per l'arbitro è semplice rimessa. 58 secondi alla fine. Ora Parrell, Dimas guadagna un'altra rimessa. Ancora la palla per Parrell. Dimas, Parrell, ancora Dimas che incespica un po' sul pallone. Ora ancora loro due, Parrell che serve Cabeza, attraversa e poi Leleco ancora, lascia per Jucca, Leleco il tiro e calcio d'angolo. Ora Leleco ancora ribattuto. Jucca che prende la rimessa. 28 secondi al termine. Parrell, Cabeza ancora, Dimas in mezzo, ancora il tiro. Adesso il Mantova che tenterà il tutto per tutto in questi ultimi 20 secondi. Parrell, Leleco, Jucca, Cabeza, Jucca, Dimas ancora, Dimas e poi Cabeza sotto porta a 7 secondi dalla fine. Trova un pareggio forse inaspettato ma giusto e quindi 2-2, primo gol in campionato per il brasiliano a 7 secondi dalla fine. Grande prova di reazione del Caos Mantova che riesce a trovare il gol del pareggio. Partita molto roccambolesca che si è sviluppata negli ultimi 5 minuti praticamente. Ora si riparte, 6 secondi alla fine.
Attenzione adesso, la palla in mezzo e finisce qui con il risultato di 2-2. Un Mantova che alla fine riesce a pareggiare, una partita che si era messa male l'ultimo minuto, risultato comunque giusto per quello che si è visto in campo, un primo tempo opaco per entrambe le squadre e alla fine un pareggio. Ci rivediamo per il prossimo scontro in casa dei biancorossi. Arrivederci, Super Spot. Minchia, meno male. Ciao Silver. È andata bene.